Fiamme alte ed un fumo denso. L'incendio è scoppiato intorno alle 2 di notte. In un attimo la trattoria La Baracchetta in via Ossaria, Nervesa della Battaglia, è stata avvolta dal fuoco. La struttura, quasi completamente in legno, è andata distrutta. I danni sono ingentissimi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo alcuni residenti che hanno subito chiamato il 115. Sul posto, oltre ai carabinieri, diverse squadre dei vigili del fuoco da Treviso e Montebelluna che hanno lavorato per tutta la notte e parte della mattinata per avere ragione delle fiamme. I cittadini non riescono a crederci, mai accaduta una cosa simile, ci racconta questo residente. L'ho visto passando, adesso penso che fare una camminata, vai su per qua, vai a vedere meglio ancora. Non so tutti quanti anni che baracchetta non è mai successo, insomma. La trattoria era chiusa da gennaio, attività insomma ferma, anche se l'impianto elettrico era stato da poco revisionato. Sì, era chiuso, sì. Aveva messo per pittarlo da nuovo perché era andato da via qui che era qua. Saranno gli accertamenti dei vigili del fuoco a stabilire le cause di questo pauroso incendio. Per il momento nulla viene escluso, ogni ipotesi rimane aperta. Il cancello, comunque hanno spiegato gli investigatori, era chiuso con un lucchetto e non sarebbero stati trovati segni di effrazione. Le indagini dei carabinieri.